Buonasera. A Pontida Bossi aveva dato i suoi soliti ultimatum, o meglio, penultimatum. Voleva dei ministeri al nord, non se ne parla nemmeno. Voleva il ritiro immediato del nostro contingente dalla Libia e la guerra continua. Bisognava ritirarsi dall'Afghanistan e il ministro La Russa risponde che la missione continua. Se poi perdiamo Milano salta tutto. Ma anche in questo caso non è successo nulla. Dichiarò di non andare a votare il referendum e sappiamo com'è andata. Bossi minaccia di cacciare in 3 minuti chi non è d'accordo sulle sue scelte, ma con Maroni, che lo aveva contestato apertamente, finisce a tarallucci e vino. Insomma, sembrano i ruggiti di un vecchio leone in disarmo. Ma poi emergono dei fatti che danno una lettura diversa agli ultimatum o penultimatum di Bossi. Sul Fatto Quotidiano del 5 maggio scorso c'era un articolo in cui veniva descritto un fatto che ritengo clamoroso. Bossi e la Lega sono stati comperati da Berlusconi. Sì, proprio comperati. Ho aspettato una smentita dalla Lega Nord, che non è arrivata. L'articolo parlava di un documento del 28 giugno del 2000 firmato dall'amministratore nazionale del PDL Giovanni Dell'Erce, che scrive alla Banca di Roma per garantire un fido alla Lega Nord. In questo documento si legge: vi diamo incarico di aprire a favore del movimento politico Lega Nord, che assistiamo finanziariamente, un credito complessivo di 2 miliardi di lire, valido fino a nostra revoca, utilizzabile per gli scopi istituzionali e le esigenze generali del movimento. Poi prosegue: vi diamo atto che, dati i rapporti attualmente intercorsi tra noi e il suddetto movimento, il presente mandato di credito è utile per il conseguimento dei nostri fini istituzionali. In quegli anni la Lega stava vivendo una situazione finanziaria molto difficile, era oberata di debiti, a rischio sequestro anche la stessa casa di Bossi a Gemonio. Erano i tempi in cui il giornale della Lega, La Padania, titolava: Berlusconi, sei un mafioso? Rispondi. Metteva in prima pagina, sempre la Padania, le foto di Totorina, Bagarella, Brusca, assieme a quelle di Berlusconi e Dell'Utri. La Padania, per tutte queste accuse, riceveva decine e decine di querele da Dell'Utri, Confalonieri, Berlusconi, eccetera. Poi, come per un incanto, dopo questo accordo bancario, le querele sono state ritirate. E poi c'è un altro fatto molto molto grave. E poi c'è la titolarità del simbolo della Lega. Secondo l'ex giornalista della Padania Rosanna Sapori, Berlusconi è proprietario del simbolo leghista. E come siamo arrivati a questo? Anche nel 2005 il Caimano avrebbe aiutato il Carroccio, che in quegli anni era di nuovo un passo dalla bancarotta, a causa dei danni economici provocati dalla loro banca, la Credi Euro Nord, che poi, su pressione dello stesso Berlusconi, è stata salvata dalla Banca Popolare di Lodi di Giampiero Fiorani, che la rilevò, accollandosi così anche i debiti. Berlusconi, come contrapartita, avrebbe chiesto e ottenuto la titolarità del simbolo elettorale della Lega Nord. Sempre la Sapori dice che niente di ciò che dico è stato inventato e la riprova è che fino ad ora nessuno si è permesso di smentirmi. Se tutto questo fosse vero, la storia politica recente del nostro Paese dovrebbe essere riscritta. Cambiano valore certe dichiarazioni di Bossi, come ad esempio: la sinistra tenterà in tutti i modi di far saltare l'accordo che noi abbiamo stipulato con Berlusconi. E sempre riguardo alle tensioni nella Lega tra lui e Maroni, Bossi dice: chi fa casino nel partito non lo fa per l'interesse comune, ma per l'interesse di altri, in primis di quella sinistra che vuol far saltare il patto di ferro tra Lega e Berlusconi. Per cui le scintille che periodicamente scattano tra Bossi e Berlusconi, secondo i fatti che ho riportato, sono solo giochi delle parti, adatti a imbrogliare gli ignari cittadini che votano questo centrodestra. Bossi e i suoi dirigenti non hanno smentito né, a quanto mi costa, querelato il Fatto Quotidiano, per cui quanto vi ho descritto, per quanto mi riguarda, potrebbe essere la verità dei fatti. Se la Lega ha degli argomenti, naturalmente sostenuti dai fatti, che smentiscono questa ricostruzione, chiederei loro ovviamente pubblicamente scusa. Se però non ricevessi nessuna smentita, perché ciò che è riportato dal Fatto Quotidiano è semplicemente la verità dei fatti, credo che i supporters, gli elettori in buona fede della Lega Nord, dovrebbero rincorrere Bossi e compagnia cantando con i forconi per averli presi in giro per così tanto tempo. Arrivederci a mercoledì prossimo.